L'assassino reo confesso è in carcere da 13 anni, ma poco si è sempre saputo sul perché sia stata uccisa Iole Tassitani, donna solare e sensibile, famiglia bene, figlia del notaio Luigi, una vita senza macchia. Ora a 13 anni, da uno dei più efferati delitti che si ricordino, Iole era stata infatti sequestrata e uccisa e poi fatta a pezzi, ritrovati dopo 11 giorni di angosciose ricerche alla vigilia del Natale del 2007 in una valigia chiusa nel garage di Michele Fusaro a Bassano del Grappa. La famiglia chiede che il caso venga riaperto. Fusaro ha detto successivamente che voleva compiere un sequestro lampo e intascare quelli che credeva essere 800.000 euro facili, ma Iole l'aveva riconosciuto e per questo l'avrebbe uccisa. Il sospetto che però non avesse agito da solo ha da sempre tormentato la famiglia di Iole e nell'ultimo anno, ancor più alla luce del fatto che, come ha riportato il Corriere del Veneto, alla famiglia sono giunte 3 lettere anonime che riportano il nome di un secondo uomo che sarebbe coinvolto nel delitto come mandante, chiedono che vengano riaperte le indagini. Un uomo descritto con nome e cognome straniero appartenente alla numerosa e nota comunità sinti locale. Notizia che la famiglia ha immediatamente girato alla Procura della Repubblica, ma le indagini sarebbero rallentate dalla pandemia. Ora però la famiglia, anche dopo la notizia divulgata in questi giorni che, dopo aver scontato 13 anni di carcere, Michele Fusaro, condannato ad una pena di 30 anni, potrebbe avere già diritto a chiedere dei permessi premio e quindi ad uscire dal penitenziario per qualche ora, chiede che il caso venga esaminato al più presto, perché questo potrebbe cambiare molte cose. Per la giustizia, infatti, Fusaro può ambire ai benefici di legge perché avrebbe già detto tutto ciò che sapeva. Ma se invece risultasse veritiero il coinvolgimento di altre persone, questo cambierebbe tutto. Anche un recente libro dell'avvocato della famiglia Roberto Quintavalle, La mia verità, aveva rimarcato i tanti punti ancora non completamente chiariti di questa orribile tragedia. A 13 anni di distanza, le foto della povera Iole Tassitani continuano a stringere il cuore e a interrogare tutti sul perché di una morte tanto violenta ed atroce, sulla quale è doveroso continuare a indagare perché da sempre c'è qualcosa di ancora oscuro che merita di essere portato alla luce.